Mendemiano, una ragazza 30 anni di Orsago è stata sbalzata oltre il guardrail sul cavalcavia, travolta da un autista ubriaco. Era scesa dall'auto senza benzina, è morta sul colpo. È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l'accusa di omicidio aggravato Enrique Cappellari, il compagno di Giulia Rigon, la 31enne di Asiago, trovata morta in un camper in un'area di sosta. 3.000 euro di multa, auto sequestrate e 2 denunce. Quanto ha messo insieme un automobilista a Padova, girava con la macchina senza assicurazione e la patente sospesa da 10 anni. Scatta la nuova stretta voluta dal governo per arginare i contagi, mascherine all'aperto, super green pass anche per consumare al bancone di bar e ristoranti, discoteche chiuse, Zaia, ora ristori per i locali da ballo. A pochi giorni da Capodanno il nuovo decreto anti-Covid del governo riporta discoteche e sale da ballo alla chiusura di un anno fa, l'appello della categoria subito ristori e cassa integrazione. In tutto il Veneto lunghe code ai Covid point nelle farmacie, in tanti si sono messi in fila per poter partecipare ai cenoni di Natale. Venson di Piave diventa il paese del presepe e apre le sue porte in sicurezza ai visitatori. I disegni dei bambini proiettati sugli edifici pubblici. Il sindaco, qui la tradizione del Natale si rinnova. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Buona vigilia di Natale a tutti. In primo piano dunque quelle che sono i commenti all'indomani del nuovo decreto festività approvato dal governo per cercare di arginare l'aumento dei contagi. Il governatore Zaia commenta le misure adottate soprattutto per quanto riguarda la chiusura delle discoteche. Una nuova stretta nel tentativo di arginare l'impennata di contagi a poche ore dal Natale. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto festività che interviene con una serie di misure a partire dall'obbligo di mascherine all'aperto anche in zona bianca e l'utilizzo delle FFP2 all'interno di cinema, teatri, musei, stadi, eventi sportivi, mezzi di trasporto a lunga percorrenza e mezzi pubblici locali. Dal 1 febbraio riduzione della durata del Green Pass da 9 a 6 mesi, mentre il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto a 4 mesi dalla seconda dose. E a proposito di booster, la circolare del Ministero della Salute prevede l'estensione della terza dose ai giovani tra i 16 e i 17 anni e gli adolescenti fragili tra i 12 e i 15 anni. Le somministrazioni inizieranno dal 27 dicembre. Da quanto si apprende, AIFA deciderà per tutti gli adolescenti tra i 12 e i 15 anni entro il mese di gennaio. Tornando al decreto festività, il Green Pass rafforzato sarà necessario in bar e ristoranti anche per le consumazioni al banco. Per questi locali è stata decisa l'estensione dell'obbligo di certificazione verde rafforzata fino al 31 gennaio. Super Green Pass obbligatorio per accedere a musei, sale bingo, palestre, piscine, musei e luoghi di cultura, centri benessere, centri termali e anche centri culturali. Sempre fino al 31 gennaio divieto di eventi e feste che implichino assembramenti all'aperto. Discoteche e sale da ballo chiuse fino a fine gennaio. Per questa attività è una tragedia il commento del presidente del Veneto Zaia. Le discoteche, il mondo della notte paga un conto salatissimo con questo Covid. Io spero vivamente che il governo provveda a dei ristori, perché le discoteche poi di fatto sono le uniche attività che restano chiuse. Sul fronte scuola stanziati 9 miliardi di euro per incrementare le capacità diagnostiche dei laboratori militari e garantire il corretto espletamento delle attività per il 2022 e soprattutto per evitare la sospensione delle lezioni. Sulla scuola una riflessione va fatta. Bisogna evitare la DAD, sicuramente bisogna evitare di rimandare i ragazzi a casa, però è pur vero che vedremo anche l'evoluzione che ci sarà. Ad oggi non c'è nessuna previsione di DAD o di chiusura delle scuole dopo le vacanze natalizie. Bisognerà vedere l'evolversi della situazione, ripete Zaia, che spiega come nella popolazione adulta l'incidenza sia di 400 e 500 positivi su 100.000 abitanti, mentre in età scolare si arriva ad oltre 1.000 casi su 100.000 abitanti. L'ultimo appello il governatore del Veneto lo lancia a chi non si è ancora vaccinato e a chi non ha fatto la dose booster, con la regione che proprio per sensibilizzare sull'importanza della terza dose ha realizzato una campagna istituzionale che vede come testimonial Federica Pellegrini, perché l'importanza delle vaccinazioni è presto ribadita. Se non avessimo i vaccinati oggi con i parametri che ci sono saremmo già chiusi da una ventina di giorni, quindi saremmo già in zona rossa in un lockdown. A pochi giorni dal Capodanno il nuovo decreto anti-Covid del governo dunque riporta discoteche e sale da ballo alla chiusura di un anno fa, l'appello della categoria subito ristori e cassa integrazione.
Duro colpo, la categoria lo definisce amaro per i locali da ballo a pochi giorni da San Silvestro. Il decreto legge del governo ordina la sospensione di tutte le attività in discoteche e sale da ballo. Per loro si tratta di una vera e propria doccia gelata, perché a pochissimi giorni dal Capodanno, quando avevano già organizzato gli acquisti delle materie prime, chiamato i dipendenti, organizzato con gli artisti e pagato magari anche in anticipo il cachet, raccolto le prenotazioni, ecco, a pochissimi giorni dallo svolgimento dell'evento per loro viene praticamente bloccata la possibilità di lavorare. Questa è una situazione veramente assurda che ci riporta indietro almeno di un anno, quando con il precedente governo purtroppo eravamo abituati a questi decreti pubblicati o meglio comunicati al venerdì sera o comunque alla sera, che entravano in vigore pochissimi giorni dopo. Ecco, per noi questa sarà un Natale veramente amaro, difficile da affrontare. Un passo indietro di un anno, ricorda Segato, per il quale non ci resta che appellarci ai parlamentari padovani perché chiedano al governo lo stanziamento di ristori economici agli imprenditori e la proroga della cassa integrazione Covid per salvaguardare il posto di lavoro di centinaia di lavoratori del settore in provincia di Padova. E adesso sentiamo cosa ne pensano i cittadini di queste nuove misure decise dal governo. È giusto che sia così, dobbiamo stare tutti più attenti e comportarci secondo le regole per venirne fuori. Dicono sì i vicentini alle nuove norme decise dal governo per contenere il contagio. Qualsiasi cosa serve per far passare questa situazione, volentieri. Purtroppo sono necessarie, per cui mascherina e siamo qua. Mascherine obbligatorie in tutta Italia all'aperto, FFP2 nei mezzi pubblici, al cinema, nei teatri, durante gli eventi, ma tanti la usano già. Io mi sento più sicura in questo modo, la uso già da tanto tempo anche al lavoro, per cui io penso che sia necessario, insomma, tutelarci. La indosso anche all'esterno perché comunque entrando nei negozi sono luoghi chiusi e è necessario proteggere se stessi, oltre che indossare la mascherina per proteggere gli altri. Stop anche alle feste in piazza. E non è semplice sicuramente, però dobbiamo adattarci. E per il mondo anche del lavoro comunque, in ogni caso. Nei locali pubblici obbligatorio il Green Pass rafforzato anche per bere un caffè al banco. L'anno scorso, il 24 di dicembre, eravamo tutti chiusi, eravamo in zona rossa. Quest'anno con i Green Pass a quanto pare riusciamo a lavoricchiare. È uno sforzo in più per noi e lo faremo. Chiunque entra al locale viene controllato col Green Pass, chi non ha il Green Pass o chi ha fatto solo il tampone sta all'esterno. La clientela sa che se deve stare dentro, vuole stare dentro, entra già col Green Pass in mano. Siamo alla cronaca, dramma nella notte a San Vendemiano in provincia di Treviso, a perdere la vita Margherita Lotti, trentenne di Orsago. La giovane è rimasta senza benzina su un cavalcavia, era scesa dalla sua auto in panne ma è stata travolta da un automobilista, poi è risultato positivo all'alcol test. È esattamente questo il punto del cavalcavia dove ieri nella notte Margherita Lotti, 30 anni di Orsago, precipita perdendo tragicamente la vita. Ma la sua non è stata una caduta accidentale, bensì l'epilogo di un drammatico incidente stradale causato da un 53enne di Conegliano ubriaco alla guida. Era l'una di notte passata e Margherita viaggiava con la sua Citroën grigia da Conegliano a San Fior quando l'auto è rimasta senza benzina. E così la giovane, accostando l'auto, azionando le 4 frecce sul ciglio di via Venezia, chiama gli amici per farsi portare del carburante. Compagni che dopo averla raggiunta si dirigono verso un vicino parcheggio per non intralciare ulteriormente la carreggiata e Margherita rimane lì sola accanto alla sua auto ed inerme al suo destino. È proprio in quel momento infatti che dalla stessa direzione di marcia arriva il 53enne coneglianese con un Alfa Romeo Stelvio che, tamponando accidentalmente la vettura per l'effetto violento dell'urto, spinge la giovane donna nella gola del fossato sul letto del fiume Senz'Acqua Cervada a più di 20 metri dal punto dell'impatto. Per lei inutili soccorsi dei sanitari del SUM 118 intervenuti tempestivamente insieme ai vigili del fuoco di Conegliano e l'autista della Stelvio, rimasto lievemente ferito, è risultato positivo al test alcolemico. Tratto in arresto per omicidio stradale, è stato poi rimesso in libertà a disposizione dell'autorità giudiziaria. È una tragedia duplice, la sfortuna della ragazza di doversi bloccare su questo cavalcavia, tra l'altro aiutata e soccorsa dai suoi compagni che non hanno potuto
ulteriormente intervenire, e poi la malaugurata scelta di correre alla guida di un'automobile in stato di ebbrezza. La combinazione di questi due fattori ha creato questa tragedia assurda e tanto particolare che non rientra in nessuna dinamica che solitamente vediamo. E ci spostiamo nel Padovano per un altro drammatico incidente stradale con uno scontro mortale stamattina tra due auto in via Cesare Battisti a Abano Terme. Nell'incidente ha perso la vita Flavia Bottaro, 84 anni, residente nella città termale. La sua Fiat Punto si è scontrata con un SUV che viaggiava in direzione opposta. La donna è morta poco dopo l'arrivo in ospedale, dove era giunta dopo oltre 20 minuti di massaggio cardiaco eseguito sul luogo dell'incidente dal personale del SUEM. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Abano, ancora da chiarire le dinamiche dello scontro. 3.000 euro di multa, auto sequestrata e 2 denunce, quanto messo insieme un automobilista a Padova. Girava con la macchina senza assicurazione e la patente sospesa da ben 10 anni. Guidava con la patente sospesa da 10 anni un'auto senza assicurazione. Un 39enne della provincia di Messina è stato appiedato e denunciato dagli agenti motociclisti della polizia locale subito dopo un controllo avvenuto in via Annibale da Bassano. Durante la verifica dei documenti l'uomo ha prima esibito una targa prova della macchina palesemente falsa, quindi delle generalità che una volta verificate al comando di via Gozzi sono risultate essere quelle del fratello. Il conducente lo aveva fatto perché aveva la patente sospesa da oltre 10 anni e non si era mai presentato all'esame per la revisione. È scattata una supermulta da 3.000 euro e una denuncia alla procura per uso di atto falso e per falsa attestazione di identità a pubblico ufficiale. Inoltre gli è stata contestata l'infrazione al codice della strada per circolazione con patente sospesa, che gli è stata revocata, pari a 2.000 euro, sequestrata l'auto perché non assicurata, con ulteriori 1.000 euro di sanzione. Un'altra tragedia nel pomeriggio, Marco Celotto, 24enne residente a Motta di Livenza ma originario di San Polo di Piave, è morto in seguito ad un incidente che si è verificato ad Aquileia poco dopo le 16. Il giovane si stava esercitando su una pista di motocross con una 2 ruote sotto gli occhi del padre. Una caduta gli è stata fatale. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito molto gravi agli operatori sanitari del 118 che hanno provato a lungo a rianimarlo senza riuscire a metterlo in salvo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri, Celotto stava effettuando un salto e a quel punto sarebbe rovinosamente caduto a terra. Si trova in carcere il compagno di Giulia Rigon, la giovane trovata senza vita all'interno di un camper. L'uomo è accusato di omicidio aggravato. È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l'accusa di omicidio aggravato Enrique Cappellari, il compagno di Giulia Rigon, la 31enne di Asiago, trovata morta in un camper in un'area di sosta lungo una laterale di via Capitelvecchio a Bassano domenica scorsa. L'uomo si trova rinchiuso al San Pio X di Vicenza. Dai rilievi dei RIS di Parma e dall'autopsia è stata smontata la difesa del 29enne che aveva dichiarato agli inquirenti che Rigon era caduta durante una discussione e che lui avrebbe cercato a fatica di riportarla sul camper. Da qui aveva giustificato le lesioni riscontrate sul capo, sul volto, sul corpo della donna. Ma il medico legale ha appurato che le ferite sono riconducibili a percosse e violenti traumi cui Cappellari avrebbe sottoposto la compagna. Sono stati ricostruiti anche gli ultimi mesi della 31enne, evidenziando diversi episodi di violenza e minaccia da parte dell'uomo che, approfittando della fragilità della donna, le avrebbe anche impedito di avere contatti con la famiglia, tenendola in uno stato di totale sudditanza e costringendola a vivere nel camper dove sabato sera l'ha brutalmente ammazzata. In tutto il Veneto lunghe code ai Covid point nelle farmacie. In tanti si sono messi in fila per acquistare i tamponi rapidi e poter così partecipare ai cenoni di Natale con maggiore tranquillità. È corsa in farmacia per l'ultimo regalo da mettere sotto l'albero, il tampone anti-Covid fai da te, test diventato praticamente introvabile.
C'è chi ne compra anche uno, ma la media sono 10, anche 50, dipende dal... 50? Sì. È la tendenza a cui si sta assistendo in particolare in queste ultime ore di festività 2021. Più che un regalo, la necessità di una sicurezza, spiega il farmacista, quella di non essere positivi al Covid a poche ore dal ritrovo con familiari, parenti e amici per il cenone della vigilia di Natale. Più di 1000 i tamponi rapidi effettuati in una sola giornata da questa struttura sanitaria del Veneziano a Marghera. La positività al Covid, spiega il farmacista, riguarda per lo più i bambini. I positivi sono bambini, maestri, professori delle scuole e purtroppo, mi dispiace dire, tanti stranieri. Stranieri sono fortemente positivi. Qui in farmacia il via vai di gente è in effetti incessante e continuo. Lo si misura dal campanello che suona ogni qualvolta entra qualcuno aprendo la porta d'ingresso. Oggi assistiamo a 2 effetti importanti. Uno, l'aumento di richiesta di tamponi, la positività di molta gente con 2 iniezioni, questo fa pensare. 3, il fatto che la gente vuole avere un tampone per poter uscire un attimo. E le lunghe code dell'attesa fuori come dentro la farmacia lo confermano. Qui tra prenotazioni e arrivi dell'ultimo minuto si lavorerà incessantemente anche a Natale e Santo Stefano, sempre per fare tamponi rapidi e vaccini. Vengono a comprare i tamponi da fai da te perché vogliono familiarmente essere tranquilli e avere una risposta in questo senso. Direi che c'è una richiesta importante di tamponi rapidi a uso familiare. Qui arriva gente anche da Padova e Treviso per l'acquisto sia del tampone nasale fai da te che di quello salivare. Tampone fai da te che in caso di esito positivo non è malauguratamente tracciabile in alcun modo, se non dalla scelta dettata dal senso etico e di responsabilità della singola persona. E i tamponi invece uso casalingo li vendiamo 10 euro al pezzo. Basta. So che in giro li vendono gli stessi a 14, mi hanno detto. Dunque Natale con contagi in crescita anche in tutto il Veneto, anche nel veneziano. Solo nella parte orientale della provincia ci sono quasi 90 classi in isolamento. Al Covid Hospital di Jesolo oggi un riconoscimento natalizio a tutti i sanitari impegnati da quasi 2 anni ormai nella lotta al virus. Anche oggi abbiamo circa 2100 persone positive nel territorio, buona parte di questi sono studenti. I contagi sono in salita anche nel Veneto orientale e oltre alla conta dei positivi colpisce in particolare il dato delle scuole. Nel territorio dell'ULSS 4 le vacanze di Natale sono iniziate con 1701 studenti in isolamento, 89 classi. La maggioranza appartiene a scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, composte quindi in maggioranza da alunni sotto i 12 anni, fino a pochi giorni fa esclusi dalla vaccinazione anti-Covid. Aspettiamo di vedere nei giorni successivi se questo picco di contagi si tradurrà in un picco di ricoveri. Speriamo di no, però insomma siamo allerta, abbiamo preparato l'ospedale Covid per accogliere ulteriori pazienti nelle malattie infettive. Oggi davanti al Covid Hospital di Jesolo è fermo un furgoncino. Da troppo tempo per chi lavora qui non esistono sabati o domeniche o festività varie. Un'attività come la lotta alla pandemia non può fermarsi mai. Natale però rimane una ricorrenza speciale ed è per questo che i rappresentanti delle categorie economiche, dalla Confcommercio al Consorzio di Promozione Turistica all'Associazione Albergatori, sono arrivate qui per fare gli auguri. Crediamo che il lavoro svolto in questi anni in qualche modo ci ha anche permesso di affrontare le 2 stagioni, 2020 e 2021, riuscendo a garantire quella serenità ai nostri ospiti, poter fare vacanza in una località sicura, e quindi in qualche modo ci sentivamo il dovere di dover riconoscere a queste persone che spesso lavorano dietro le quinte l'importanza del loro lavoro. Fatto salvo che ogni giorno ci si può vaccinare, l'ULSS 4 ha previsto 4 Open Day dedicati alla vaccinazione dei giovanissimi, il 26 dicembre e il 2, l'8 e il 9 gennaio, con la partecipazione dei pediatri del territorio nel ruolo di vaccinatori. Oltre 1200 slot vaccinali, per cui c'è posto per tutti e invitiamo tutti i bambini e i loro genitori a fargli questo regalo di Natale e regalargli un vaccino. Ed è un Natale di lavoro anche alla terapia intensiva dell'ospedale civile San Giovanni e Paolo di Venezia. L'emergenza Covid, dicono i sanitari, non è ancora finita. Per noi il Natale, il Capodanno, l'Epifania, il 26 di dicembre sono giorni come tutti gli altri. I pazienti sono sempre uguali, la mole di lavoro è sempre identica, le difficoltà sono sempre quelle.
Anche all'ospedale San Giovanni e Paolo di Venezia, quello in terapia intensiva, è un impegno che non conosce soste. È un impegno particolarmente gravoso, con tutte le conseguenze che la pandemia si è portata appresso. La situazione è che non ne siamo assolutamente usciti. Per esempio in questo momento noi abbiamo ancora 4 pazienti Covid e ormai è da 2 o 3 mesi che ne abbiamo dai 3 ai 4. Arrivano pazienti vaccinati, ma tendenzialmente stanno andando quasi tutti, se non tutti, mi permetto di dire nella nostra casistica, bene. Qualche paziente non vaccinato di una certa età, di certe età e con pluripatologie purtroppo continuano ad andare male come nelle ondate precedenti. In queste stanze, in questi corridoi, c'è un'attività che non concede tregua a persone che per mestiere salvano la vita ad altre persone e dove il lieto fine può arrivare davvero. Un marito e moglie ricoverati qui, tutti e 2 molto molto brutti. Abbiamo continuato a chiamarle figlie più volte per dire non c'è più niente da fare, questione di qualche ora se volete star vicino ai vostri cari, e invece sono 2 pazienti che siamo riusciti a mandare a casa, quindi insomma, e sono venuti a trovarci con le loro gambe. Quello di Venezia, peraltro, non è solo l'ospedale dei veneziani, ma di una città il cui spessore internazionale si riflette persino nelle degenze della terapia intensiva, perlomeno fino ad un attimo prima che arrivasse il Covid. In quel momento c'era, sembra la barzelletta, l'inglese, il francese e il tedesco, una signora bulgara e un signore irlandese, per esempio. Viaggio a Zenson di Piave, comune della Marca Trevigiana, il paese dei presepi. Sono ben 40 quelli visitabili nel cuore del paese, una tradizione che si rinnova, dice il sindaco, che invita tutti a visitarli naturalmente in sicurezza. Noi teniamo molto alla tradizione del Natale, in particolare abbiamo, come vedete alle mie spalle, un bellissimo esempio di presepe, e da molti anni l'amministrazione comunale, grazie all'importante supporto dei cittadini, che ringrazio pubblicamente, continua a promuovere il progetto, l'iniziativa Presepi Aperti, e anche quest'anno conta circa 40 presepi visitabili per tutte le vie del paese. Colgo l'occasione per invitare tutti i cittadini e non di fare un salto a Zenson e vedere quanto anche la comunità tiene a questo importante simbolo, alla natività del presepe, anche in questo momento difficile di distanziamento, virtualmente è unita e si unisce attorno a questo importante simbolo della natività. Da sempre il Comune, a chi ne fa richiesta, cede gratuitamente gli spazi pubblici e gli attacchi anche per l'energia elettrica, affinché, come buona parte di questi presepi, si possano visitare anche in orario serale, con il buio, ancora più belli, più suggestivi. Quest'anno purtroppo sapevamo che non c'era molta possibilità di fare qualche festa pubblica e creare assembramenti per ovvi motivi, e quindi abbiamo pensato di creare queste proiezioni natalizie nelle quali vengono proiettati i disegni dei bambini, dei nostri bambini zensonesi di tutte le scuole, in tema natalizio. Colgo l'occasione per questa importante opportunità di lanciare gli auguri a tutti i cittadini zensonesi e non, per un sereno Natale, e soprattutto speriamo che possa questo 2022 che è alle porte cancellare questa terribile pandemia e permetterci ancora nuovamente di vivere una vita normale come eravamo abituati a fare fino a 2 anni fa. E con le immagini Merry Christmas si chiude questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio le previsioni del tempo, io vi ringrazio per essere stati con noi, naturalmente vi auguro di trascorrere un sereno Natale. Grazie e buona serata. Casa Cason, profumi e sapori in una fetta di Veneto. Benvenuti al Meteo. Natale compromesso dall'arrivo di una perturbazione. Inizia così una nuova fase instabile a causa di un via vai di correnti atlantiche sul nostro territorio. Vediamo la situazione nel dettaglio.
Sul Veneto la grafica di sabato 25 dicembre ci mostra un cielo decisamente coperto e grigio. Nella prima metà di giornata locali piogge sulla pianura, anche sulle prealpi probabilità alta. Nel pomeriggio precipitazioni che tenderanno a cessare un po' ovunque. Venti da nord-est a tratti moderati, temperature con andamento irregolare saranno in lieve aumento. Minime tra -2 e 4 gradi, massime invece tra i 4 e i 7 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà nuvoloso. Al mattino qualche rovescio discontinuo, a seguire sarà più asciutto. Temperature minime tra 1 e 7 gradi, massime sui 6-9 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non sono attese piogge, ma come vedete la giornata di festa sarà caratterizzata da nubi basse e nebbie. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sui 6-7 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, da parte mia i migliori auguri di un sereno Natale. Casa Cason, l'arte di fare i salumi, viene da molte fette fa.